Un nuovo provvedimento con aiuti e misure per la ripartenza economica che saranno più pesanti, rapidi e diretti. Lo annuncia il Presidente del Consiglio Conte, che interviene sui social. Chiedo scusa per i ritardi dei pagamenti, presseremo, assicura. Roberto Chinzari. Un primo maggio di preoccupazione, paura, con il rischio di perdere il posto o l'attività in cui il mondo del lavoro è messo a dura prova. Conte su Facebook ricorda lettere che contengono consigli, sollecitazioni ma anche rabbia. Ho provato a mettermi nei vostri panni, scrive il Premier, ne ho avvertito tutto il peso. Torino, Pomezia, Potenza, da qui arrivano storie di chi vuole ripartire, dall'estetista al barbiere o al ristoratore, parole che non cadono nel vuoto, assicura, ma spingono più forte l'azione del governo. È vero che di fronte c'è una minaccia inedita, sanitaria ed economica, e che in 50 giorni sono stati fatti sforzi pari a 2 o 3 manovre annuali, ma Conte chiede anche scusa per i ritardi che ci sono stati e continuano nelle somme da erogare. Presseremo, assicura, lavoriamo per riaccendere i motori dell'economia con nuovi aiuti più diretti e pesanti contenuti in un provvedimento che ormai è ai dettagli. Grazie ai primi risultati del lockdown, da lunedì oltre 4 milioni torneranno al lavoro. Saremo intransigenti sul rispetto dei protocolli di sicurezza. Se saranno rispettati, se la curva cala, potremo riaprire prima in alcuni territori.